Pensiero del giorno, venerdì 6 giugno. Essere strumenti di misericordia. Ricordo quando incontravamo i poveri per le strade della città. Con un piccolo quaderno in mano prendevamo nota del loro indirizzo per poterli aiutare. Il nostro tesoro più grande erano i poveri, erano Gesù. L'hanno fatto con me. E di conseguenza lo Spirito ci inondava di luce, perché io mi mostrerò a coloro che mi amano. Ma poiché con i poveri stavamo praticando l'amore, che sempre illumina, lo Spirito ci ha fatto capire la necessità di amare non solo i poveri, ma tutti. Ama il prossimo tuo come te stesso, chiunque esso sia. E nascono una splendida idea e una decisione: trasformare la nostra vita quotidiana a contatto con ogni tipo di persona in una serie di opere di misericordia materiali e spirituali, perché anche qui vale il l'hanno fatto a me. In ognuno dei fratelli e delle sorelle che ci sono passati accanto abbiamo visto Cristo, che ci chiedeva aiuto, conforto, consiglio, ammonizione, insegnamento, luce, pane, riparo, vestiti, preghiere. Abbiamo vissuto nel momento presente l'opera di misericordia che Dio ci chiedeva. Chiara Lubick, L'amore del fratello, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.